La famiglia Nicolosi. Il noto avvocato Nicolosi viveva con la famiglia in un enorme palazzolo a Creide, in una augusta e messina dimora, ma tanto grande che sembrava un acicastello. Aveva un campo bello a pedara di una magnifica Val Verde, con un piccolo fiume freddo, tanti cani cattini e un piccolo cane di pachino, un pachinese. L'avvocato era sposato da centuripe con la signora Vittoria, una donna lucata, e aveva 2 figlie, Tania e Catena. L'aria era gioiosa, ma quella sera sarebbero venuti a cena i fidanzati delle figlie Sommatino e Mazzarino. Tutti si davano da fare. Mentre il capofamiglia potava i giardini Naxos e la moglie puliva i Lampedusa e tutte le Tindari, le 2 figlie invece andavano di bel passo, ma lentini lentini, a fare la spesa, per comperare 3 castagni, una bottiglia di Marsala, un po' di caropepe e 2 Mister Bianco. Ma Tania tornò indietro perché si scordia lo zafferana e il panarea. Così alla sera Sommatino e Mazzarino suonarono alla porta. «Scicli! Scicli!» E di là «Cefalù!» disse il Nicolosi. «Siamo i fidanzati», risposero. Subito l'avvocato offrì ai ragazzi 2 buccheri di rosolini, ma all'improvviso, guardando Tania, dalla bocca di Sommatino uscì una frase. «Che ficarazze!» E fu così che all'improvviso scoppiò il mondello. Il Nicolosi: «Senti, trappatello, ora sono gazze tuoi». E Sommatino: «Non si scaldi, ho solo fatto un po' il priolo gargallo». «Enna, enna, brutto figlio di Troina», disse il Nicolosi. «Non è possibile che parli così. Tu hai la lingua glossa. Devi stare racalmuto. Avanti, aggira e vattene a casa, forza». Ma Sommatino, pensando che il Nicolosi scherzasse, mette una mano sulla spalla dell'avvocato e lui: «Non mi toccare! Non mi toccare, se no ti battiati tanto che ti faccio un pozzallo in bronte. Hai capito? Brutto capopassero», che vuol dire testa d'uccello. «Mi hai rotto il melazzo e il capo del melazzo. Se hai coraggio, ni scemi di fuori che te la faccio vedere scoglitti, avanti». A questo punto le figlie cercavano di bloccare il padre, ma lui urlando disse: «Vieni qua, Tania! E tu, taci, Catena! Questi 2 li metto a riposto io». E Sommatino: «Ah sì, se la mette così, sa cosa le dico? Che sua figlia è una grandissima butera, tutta ravanusa e raddusa, e se ni scemi di fuori io chiamerò i miei amici e sentiamo chi porti, Portopalo e Portaempedocle». Ma a queste parole il Nicolosi diventò un vulcano, prese la pistola e Palermo, Pachino, Paterno, Patti, e mazzarò i 2 fidanzati. La fortuna volle che la mattina dopo, svegliandosi, si accorse che era stato tutto un brutto sogno. Abbracciò le figlie, la moglie, ringraziò tutti i santi, Sant'Alfio, San Giovanni la Punta, Sant'Agata di Militello, San Gregorio, Santa Teresa di Riva, San Cataldo, San Cono vicino Algida. Fecero un grande matrimonio e vissero tutti felici e contenti. E questo è il finale più castelbuono che mi potessi inventare.